Non ci sono problemi, dottor Giammox. Allora, Gianmarco, Sì. buonasera. Buonasera. Buonasera a lei, signor Buonasera, Gianmarco. buonasera. Allora, Buonasera. abbiamo un attimo delle cosine in sospeso qui. Alla Quindi di adesso vediamo un attimo di capirci, così Certo. poi troviamo quel titolo che tu sai e vediamo un attimo quel come titolo lì per caso, ma proprio quello. Esattamente quello. Allora, Gianmarco, ricchi premi e cotillons. Poi devi solo scegliere. Allora, aspetta, innanzitutto devo fare un piccolo cambio perché giustamente, visto che per questo la categoria lo posso già mettere. Ok. Allora, Da Gianmarco, notare che si vedono i capezzoli praticamente. allora, lei ci vuole più tempo, quindi al momento Partiamo da passa un quello che ci attimo in mette meno secondo tempo. piano. Qual è la Allora, differenza? 26 giorni? e aspetta un attimo che collego il puzzle. Ok. 12 giorni, No, sì, quindi sì, ci sì, conviene. sì, dobbiamo Allora, muoverci. io farei aprire a lei, maestro di cerimonia Devo della iniziare Sacra io? Rota. Sì, lei è lo sculo signore, quindi facci lei Allora, così. faccio una cosa che può portare fortuna. Allora, abbiamo 23 carte arcobaleno e 13.000 gemme più o meno. Prego, Io facci il suo mi lavoro. guardo un po' lui, che lui mi porta bene, che ho trovato recentemente. Facciamo così. Maestro, faccia come vuole. Scelga la strada per arrivare Faccia così. all'obiettivo. Da qua dentro passa là. Da qua dentro passa là. Non è che non mi esce Goku qui dentro. Ma ci vuoi gita, belle buone. Oddio, non sarebbe male come aiuto, visto i fatti che sono in Potere arrivo. del vino di Gragnano. Attivati. C'è da fare. Che cos'era? Che era successo? Golden. Allora, ok, dite, voi dite il nome. Facciamo a step. G1. Facciamo a step. Grado 1, questo Super Saiyan 1, grado 1. Grado 1, lei dice, sì, bello il grado 1. Bello sto grado 1. Ok, Francesco, il cane di Francesco, il nipote di Francesco, la sorella Francesco di Francesco. no, Francesco in estate, quando balla. Questo è il pappagallo di Francesco. Lui è Sgrondel. Questo è un amico di Francesco. Va bene. Il motorino di Francesco. L'altra sorella. Va benissimo, va benissimo. La nonna, va benissimo. Ok, inizio. Ok, comunque G1. servivano. Prego. Ok, allora. Logita, io ci ho provato a passarti un po' da te. Allora, facciamo altri 10. Salve. Questo si chiama People. People? Paul. From Ibiza. Esatto. Non ti piace? Non gli è piaciuto, Gianmarco? No, perché è una zantraia, lo lei. Gli è piaciuta. Allora, questi ce l'abbiamo e comunque sono zantraia. monete che poi potrò investire in altri modi. Va benissimo, io ti ringrazio per il personaggio. No. Va bene, ti ringrazio immensamente. Allora, volevo essere un tubero. Stiamo a fare un po' di cambi. Non so perché. E almeno recuperiamo da qua. Maestro, prego. Tocca proprio a me? Tocca proprio a lei. Va bene. Allora, un 5 stelle è garantito se ne facciamo altre 6. Allora, e potremmo per farcela. rimanere a tema. Aspetta un momento. No, prego, facci pure. Maestro, si prenda tutto il tempo che vuole. Abbiamo fatto step 1, facciamo step 2, quindi G2, ci guardiamo Gohan incazzato nero. Va bene. Vado. Guardate che lui è soprattutto per alcune zone ghiaccio che devo fare. Prima hai fatto G1, però era Gogeta quarto livello, quindi c'è stato un dislivello nella forza. Mo ci dovremmo trovare. Vai, Gohan! Un guerriero dal cuore puro, pensa anche agli altri, Gohan! Allora, entra nel gioco, Gohan! Entra all'anime mam da Gohan! Sembra sempre normale questo foglio al momento. Prego, G2. Allora sì, dobbiamo fare step. Va bene. Si fa step qua. Entra Gohan. 2. Entra qua dentro. Entra là dentro. Ti piace il 2 un pochettino così? Super Saiyan 2, un bel momento. Allora,
il papà di Francesco, si sburra. Ciao Regen. Bonsoir, Regen. Vai, butta dentro. La Butta zia di dentro. Francesco. Butta dentro, vai Di nuovo tranquillo. il cane. Questo è Francesco. Anche questo durante Carnevale. Questo è Francesco al lavoro nell'edilizia. Questo lo commenterò. Il fallo di Francesco. Queste sono le lacrime di coccodrillo. Vedi tutte e due? Sì. Di nuovo la sorella. E basta. Va bene. Prego, Lozzi. Allora. Ah, voleva dire sbusta, Regen, certo. A questo punto, avendo anche un pochettino di queste, vediamo da qua se riusciamo a farci anche qualche altro punto. Allora, Regen, che parola utilizziamo? Dai, devono uscirci i personaggi. Vai, Regen. Ci è riuscito già una volta nella versione cinese, non è detto che non ci possa riuscire di nuovo cinese. No, stavo pensando se era la versione corretta, perché là ce ne sono 3, capito? È allungata, cinese. Couto. Vabbè, lo dice no. Grazie, Regen, le tue parole sono sempre di aiuto. Come coito interrotto. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un attimino se esce qualcosa che magari ci può servire. Va bene, siamo alle fasi iniziali qui, quindi lui si chiama serve Leon. tutto. Leon Kennedy. No. Ha sbagliato. Maestro, prego. Tocca a me. Vadi, maestro. Ma purtroppo, essendo che è partito l'evento, queste sono quelle normali, quindi vediamo di prendere qualche altra risorsa. Faccio una normale, allora? Qui virtualmente ci manca solo lei da 5 stelle. Adesso la trovo, dai. Tanto comunque riesco a prenderla dal completamento di alcuni obiettivi. Vai! Però averla gratis più potenziamento in più. No, sempre normale. Stasera sta mettendo a malamente, da zista a me. Allora. No, G3 stavolta no, quindi stavolta faremo... Già, ma concentrati. Io ho sfruttato il culo su Dokkan recentemente, quindi non posso chiedere troppo. Proz. Hai capito bene. Ho detto Proz. E Proz sia, Gianmarco. Ma non ti piace il Proz? Quasi proprio una zantraia comunque. C'ha la miseria, mannaggia. No. Dammi un brivido. Dammi un grr. Facci riuscire la doppietta che riusciamo a prenderli tutti sia di qua che di là, dai. Ma perché devi fare il cattivo? Allora, a questo punto iniziamo a fare una cosa e già comunque, attenzione, già ci ha fatto andare un attimino bene. Allora, abbiamo il dolce risveglio. Ok, e tu inizi a salire. A posto. Tu sali 2 volte addirittura. Fratello. Quindi skill lamentate e mosse light che fa più danni. No, dai, per piacere. Proase. Ma non abbiamo ancora preso il personaggio. Che cosa stanno festeggiando? Che amarezza. Allora, lei l'ho completata. Lei è al massimo. Ok. Quindi già quando la troviamo di nuovo prendiamo un pochettino più risorse. Allora. Sì, certo. Faccelo prima trovare e poi festeggiare. A tutta barra. Che amarezza. Allora, oscuro signore, prego. Sempre io? Sì, va bene. Cambio un attimo le risorse. Vai, sì, Regen è andato a fuoco sotto al Vesuvio, visto prima. Al momento che ci serve un Super Saiyan Primo, ce l'ho. Trovalo bello forzuto. Gotenks è bello. Purtroppo in estate più il calore, più idioti che appiccano un pochettino il fuoco. Sì, prego, vai. Tenuto un po', capito? È G3. C'ho Gotenks qua, che devo fare? GB, però vabbè. No, ho detto così magari non lo capisce subito. Ah, va bene. Però su 15 gemmine, va bene. Makami, Holanda, poi Pixie, Nagibitama,
Ora basta. Super. Niente. Oggi si sta opponendo stasera. No, Si sta sta un po' i opponendo. capricci stasera. Non so cosa gli abbiamo La fatto. parola giusta era Bolozzi. La facciamo subito. La facciamo Bolozzi, subito, guarda. cioè, Faccio altri 10. come ho fatto a non pensare a Regen, Bolozzi? sei sicuro o la vuoi cambiare? Regen, non puoi tornare più indietro dopo, Scegli attentamente. Pesca la tua carta, Sakura. Pazzesco. Vabbè, comunque dobbiamo pescare delle carte alla fine. No, poi è bella anime pescato, carta Sakura. Card Captor. Scegli con attenzione. 100%. 100%. Ok, Bolozzi. Allora, adesso o ci esce il personaggio o tu vatti in riceverai Regen. quello che noi a Napoli chiamiamo con affetto o captone, Verrai con tanto cappottato. affetto Sì. e tranquillità. Bolozzi. Fatto una Z un attimo Sì, particolare. stasera scrittura Sì. proprio. Vai. Piace il Bolozzi? Non gli piace il Bolozzi. Cosa cazzo ti piace a te stasera? Ok. Full rate comunque veramente disgustosi, stasera. Siamo sempre stati fortunati offline, quando li facciamo in live sulla versione global abbiamo problemi. No, ma perciò il Jap è Noi meglio. insistiamo. Noi insistiamo. China version. Tanto abbiamo preso altre gemmine, altri potenziamenti, quindi 2-4 stelle. Poi io apro Reddit e mi escono persone a cui sono usciti 4 in un unico pacchetto, ma allora c'è qualcosa che non va a me proprio. Va bene, prego, dottor Jamox. Jamox sa 3 almeno uno da 5 sicuro si prende. I tuoi discepoli ti rendono onore. Se arriva prima meglio, altrimenti già si arriva lì va benissimo. Bolozzi doppio Moco. Comunque riesco a farla salire un bel po'. Che visto i fight che poi usciranno, meglio averli già potenti per quanto possibile. Serve tutta la squadra ad un certo punto, in un modo o nell'altro. G4 in ordine. Piace il G4? Non mi piace niente stasera. Pure l'amicizia l'ho portata quasi al massimo. Ma che già visto? Nada, questo. Vabbè, su 15 però. Lascia fa. Va bene. 4 stelle facciamo noi. Va bene, Giamma, va benissimo. Andrea qua. Comunque me li potenzio per i fight successivi e quant'altro, Capito, però tu allora, aspetta un attimo. Che cazzo. No, fermi. Allora, a questo punto tu, donzelletta. Bella idea. Dice Regen, chiedi una parola a ChatGPT. Del tipo? No, chiedi una parola da scrivere per firmare. Questo, ok. Bella idea. Allora, dovrei aver usato tutte le priva di gemme. significato. Ok, allora. Lugozzi. Facciamo così. Contract. Con chi contratto? Siamo a 62 di 80. Vediamo un po' ChatGPT che cosa dice. Allora. Vediamo un attimo. Savona. Dice Regen, suggerisci anche che Bolozzi non è stato abbastanza potente. No, ci vuole qualcosa di più. Sì. Ma io lo capisco, perché come ho detto pure a Gianmarco, non sto riuscendo a giocare tantissimo tutti i giorni a persona, quindi un po' ce l'ha con me, sta facendo la personcina cattiva. Ma lo coccoliamo un po', usiamo le gemme, magari ci premerà ad un certo punto, come ha sempre fatto finora. E lo crotoliamo. Allora, creaci una parola randomica tipo faragli, barloffitti e muccariso. Allora, stramboccio, ferluspite, brocavento, lunfradito, targossimo, pruccarone, zombliffo. Allora, pruccarone è bellissimo. Pruccarone è bello. Pruccarone è bello. Sto tamburello scusami. Pruccarone. Questo è bellissimo. No, lo spacchettamento più grande d'Italia non lo so. Quello lo fa qualcun altro. Regen. Allora, io sono riuscito a prendere solo in game un certo numero di risorse e le sto investendo tutte insieme. Quindi vediamo un attimino, ma già li ho sempre fatti così, tanto è che il gioco dà risorse per fortuna.
Bruccarone. No, dai, Bruccarone. 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 Allora, maestro. Aggivatimo, no? No, fai tu e io scrivo Bruccarone. Va bene. O potere di Omega Sherron, attivati! Manco Omega Sherron, Niente. ci piace. Inizia Allora. a giocare già fa. Questo va negli insulti da dire a Francesco. Sei un Bruccarone. Ok. Piace il Bruccarone? Non le piace il Bruccarone. Va bene. Va bene. Va benissimo. Seppia. Poi se mi dai anche qualche altra cosa, non sarebbe male. Mamma mia. Gronsdil. Ma questo è il garantito, così, questo te lo fai tu. Allora, questo è il garantito e volendo rispettare le tradizioni facciamo così. Oh, no. aspetta, questo era un pochettino... Chissà come mai, era un pochettino... Aspetta un attimino. Diciamo il Manz che ci ha sempre portato bene. Allora. Oh! Chi l'avrebbe mai detto? Allora, tu basta che lui va benissimo. Io vado avanti. Va bene, ti ringrazio. Dai, ti prego. Facci questo regalo. È entrato, a posto. A posto. Ci ha fatto fare un giro completo, vero? Fase 1 completata. Ok. Yusuke, chi t'ha morta? Ce ne vuoi dare un altro così? Io stavo scherzando, però ti ringrazio. Complimenti. Persona, ti ringrazio di tutto Complimenti. cuore. Bel Morgana che mi aumenta un attimino di statistiche. Quindi hai avuto la garantita più un altro 5 omaggio, stelle e non si è resettato. Era resettato, quindi sì. Hai sbussato doppio. Oh, oggi doppio 5 stelle. La prima volta che la troviamo doppio 5 stelle. Sì, sì. Regan Clippa, grazie. Allora, sono altre 1000 gemme che possiamo recuperare con sta fortuna che abbiamo avuto. Maestro, a sto punto... Questa è mia moglie, la devo trovare io. A sto punto... Questa la devo trovare io. 80 da qui a 26 giorni con le cose che c'ho ancora da fare e quant'altro ce la possiamo fare. Ci sono pure le armi. Vai! Vedi un po' il foglio? Vedi il foglio? Vedi il foglio? No. Però va bene, comunque può uscire Vino che comunque ci serve, che è un altro personaggio. Lex. Come Luthor? Sì. Va bene. Lex. Come Luthor. Grazie Regan. Grazie mille. Fake out, vai! No, non fake out, Gianmarco. Non ha feccattato. Però abbiamo preso Vino. Ottimo. Ah, mamma Francesca. Ottimo. Non penso. Vabbè, te la assomigliavo. Dacci pure un'altra Vino, così la iniziamo a portare sopra. No, Vino riuscì facilmente a portarla al massimo, quindi... un 4 stelle però come supporto nucleare è ottimo. Bello. È ottimo proprio. It's your turn now. Allora. Protolone. Salve. Ecco, attenzione. Questo è Sbustol. Questo è Sbustol. Sbustol? Sì. Va bene. Va bene. Va bene. Fatto la S al contrario. Porca la miseria. Vabbè, non fa niente. Sbustol. Sbustol persona. Ha funzionato. Attenzione. Va bene. Sì. Gianmarco, il nostro lavoro per oggi è riuscito. A posto. Ah no, scusami, alla seconda, non alla prima. Presi tutti i personaggi nuovi usciti. Fatto. Va benissimo anche prenderli a livello 1. Doppio 5 stelle? No. A posto. A posto. Allora. Ti dico cosa riesci? Allora, io vorrei riuscire... Ecco, il mio obiettivo adesso quale sarebbe, osando un po'? Io ti dico
Makoto e Yosuke sono stati nella versione CN dei personaggi che più ho usato, visto quanto sono forti. fortissimi. Ma non sono mai riuscito a dargli l'arma 5 stelle, quindi mi hanno menato l'impossibile non. Yosuke si è preso delle botte che lui attira gli avversari. Lo so. Stiamo per provare? Sì. Allora, fammi pensare a una parola rituale. Premi così senza pensarci, come te la senti? Ok. Aspetta, apri la cascia. Salve, buongiorno, mi servirebbe un'arma. Oh, che bella valigetta! Regen, finisce sempre così quando pulliamo i personaggi pure in live. Scrivi Saluzzi. No, qui non c'è bisogno. Qui apri la valigetta e ti escono le cose. Meno le armi, mo 4 stelle per loro. Vabbè. Almeno per personaggio nuovo, non è che chiarazzare. No, va bene. O un'altra ne possiamo farne un'altra. E skip. Va bene. No, zio, ma queste qua te le devi fare sul gabinetto. Queste te la fanno con processo, zio. Ho usato le situazioni così e non è andato. Domani quando ti metti sul water vedi che la trovi. Sì, perché effettivamente il sistema che stiamo usando, le armi io in live non riesco mai a prenderle, ma quando mi metto i giorni successivi all'improvviso e pullo mentre sto in bagno facendo un attimo di tregua e giocando a persona, io riesco a prendere le armi, quindi al momento va bene così, faccio l'ultima cosa non così. è sempre Natale, questo è vero. Però abbiamo preso tutti le Però per noi è Natale, sì. Ci mi manca lei, ma lei riesco a prenderla facilmente, perché completando i piani qui puoi prendere uno posso di prenderla direttamente, posso prendere uno di questi qua. Allora, vediamo solo un attimo di mettere i potenziamenti, altrimenti me ne dimentico. Stai nel doppio chill top, stai. Allora, e riusciamo a mettere Morgana. Regan, giusto per farti capire, Ottimo. recentemente su Dokkan è stato l'anniversario e io avevo ripreso a giocare. Sono usciti 1, 2, 4, attualmente 5 personaggi nuovi. Dei 5 personaggi nuovi ne ho puntati 3. Ok. Ho trovato 3 copie di uno, una copia di un altro alla prima multi e un'altra copia di un altro alla prima multi. Ok, ottimo. Quindi ho già dato, non posso pretendere troppo dalla mia vita. Vabbè. Ragazzi, voi domani vediamo un attimino di farvi salire, così ci prendiamo altre carte. Se quando sbussi sul cesso li trovi già cacati oppure... No, le armi escono già pulite, tutto a posto. Escono proprio tranquillissime. Ho dato fondo veramente a quello che potevo. Allora, mi recupero un po' di risorse così possiamo staccare e non mi dimentico niente. Ricordiamoci il pull rate dello 0,01% dei personaggi di Dokkan. Allora, l'ultima cosa da fare nel massimo. So che a questo punto il rating è salito perché abbiamo preso più personaggi, quindi sono altri bonus ai danni che facciamo nei fight. A te ti dispiace? Assolutamente no. Perfetto. Più questi a gratis, visto che abbiamo sbloccato i personaggi. Altro livello, quindi abbiamo fatto 2 livelli in più e ho altre cose da poter sbloccare. Solo che devo arrivare ad avere i requisiti e so tutti i punti esperienza, e altre monete le stiamo facendo da qua. Questa te la metti qua, nella versione cinese c'avevo 20.000 crediti solo entrando e riscattandomi quello che c'era, per prendere un sacco di oggetti per i potenziamenti a niente. E non è male. È già sta modalità attivata così in anticipo, questa fa la differenza. Allora, ho fatto tutto, domani mi ci posso mettere un attimino con calma, quindi persona, noi ti ringraziamo, è stato molto gentile, stasera hai dato tutto a posto, per le armi ci penso io, e vediamo un attimino. Allora, nel frattempo, per stasera volevamo provare almeno una mezz'oretta, prima di cercare di finire Death Take, un giochino che ho visto un pochino in giro e volevo portare sul canale, che secondo me ci farà molto divertire per come è fatto. Allora io inizio ad aprirlo, poi lo collego in live e vediamo. Questa è la demo. Già. Sarebbe nostra intenzione, con quello che abbiamo visto, di portarlo in live quando uscirà.
Regan, se sei pronto, noi cerchiamo personale, se così vogliamo dire. No, giusto il tempo che si carica e lo vediamo insieme. Poi c'è un pornazzo enorme. Non penso esca il pornazzo perché Steam e poi c'è il problema con un certo tipo di titoli al momento, quindi no, di sicuro non è questo. Un pornazzo gay? Quello No, si stessa può cosa. fare. Stessa cosa. Ah! No. Stessa cosa. Allora, siamo contro le dinamiche un attimo che lo setto. Allora sarà buggato a merda. Sì. Ci saranno problemi, ci Sì. saranno casini. Sì. Ci saranno problemi e casini. Sì. Ma a noi non importa. Ma a noi non importa e ci potremmo divertire. Continuerà a bloccarsi, ci saranno problemi, noi perderemo progressi in modi assurdi. Un sacco di cose. Però noi ci divertiremo. E io volevo un attimo però impostarlo prima sulla live perché sennò non lo vedono. Momento. Allora, aspetta, Regen, a breve il destino sarà svelato. Ok. Allora, ecco qua. Gamer Stop Simulator. Metti chat. Aspetta, devo attivare l'audio e devo anche ok, un attimo solo che così, ecco qua. Ok, devo solo cambiare il titolo, rimetto la chat e siamo pronti. Allora, in che senso? Regan, adesso, adesso succederanno cose. Questo è il nostro negozio, Regan. Di Regan di base è un simulatore. I gestionali su questo canale sono un classico. Allora, Regan, gestiremo il nostro negozio modello catena di una famosa ditta che vende giochi, che inizia con game e finisce con stop. Mettiamola così. No, ma che dici? Mettiamola così. No, ma io Gamer Stop. Ma io non credo. Si riferirà palesemente a Fnac. No, Expert. no. Dai. Potrebbe sembrare, l'indirizzo è subdolo, però no. Ringraziamo sempre lo sponsor di questo canale, P. Diddy. Grazie Diddy, una presta libertà. Non mi sembra che sia uno sponsor no? Anche perché se fossimo uno sponsor suo o in qualche problema, modo avremmo l'FBI fuori casa direttamente. Allora, ringraziamo lo sponsor del canale, Jennifer Lopez. Grazie Jennifer, salutaci a casa. Allora, ragazzi, aveva scritto... ditemi se si sente in live, rimetto la chat. No, come si chiama Regan? Che io mi piace sta roba di solito, me li vedo. Diamo un'altra occhiata alle impostazioni. Siamo a 60 fps così viaggiamo più tranquilli. Controllare. Allora sentiamo Regan e iniziamo. Anche comunque allora, per quello che abbiamo visto nel trailer con questo titolo c'è molto da fare, con molte situazioni possibilmente divertenti. Quindi Dumb Money, ok, da dare un'occhiata, grazie mille. Dove è disponibile al momento? A parte sul noleggio Blu-ray, che quello noleggio. Io faccio giocare. Nuovo gioco. Prime, perfetto. Ok, allora, ma è il vecchio negozio ereditato da tuo padre. Benvenuto Regan al tuo nuovo lavoro. Io non sento l'audio, quindi voi audio, ragazzi non dovreste sentirlo neanche voi. Al momento non c'è audio. Provo a ricaricare la finestra. Nelle impostazioni? No, nelle impostazioni di base c'è l'audio. Però l'audio del gioco c'è, se senti ci sono i click. Metti musica più alta. No, ma c'è l'audio, è che non c'è la musica nel gioco al momento. Gamer Stop, eccolo qua. Allora, raccogli la spazzatura. L'audio è per il tempo. Lancia la spazzatura, pulisci le pareti e il pavimento. Allora, premi tab e scegli il bidone della spazzatura. Perfetto. A posto. Bidone della spazzatura. Siamo qui. Ecco qua. Allora, e dobbiamo fare col mitico potere della telecinesi. Lascia fare, tanto puliamo. Fatto sacchetto. Premi tab. Un sacchetto molto realistico comunque, se posso dire. Sbrond. Sono fortissimo, Gianmarco. Troppo. Sono fortissimo. Allora. Salve. Ecco qua, buttato monnezza. La sgommata a terra chissà che cazzo è, meglio non farsi domande. No, meglio non chiedo. Allora, a questo punto finiamo di pulire a terra. Bottiglie, sgrondoli. Lancio da 3 punti.
Guarda, sì. No, aspetta, a sinistra è degli infami. Ma a posto, fatto. Pulisci le pareti e il pavimento. Allora, vediamo lo sgrodolo da qua Ecco. vicino. Lui. A posto. Non credevo ci sarei riuscito, va bene così. Ok. Questo è un phenol. Sì, che cancelleremo. Allora, Sgommata. qua abbiamo pulito. Qua abbiamo pulito, ti fa vedere anche le Per zone dove... sicurezza, sì, magari un po' più di evidenziazione. Ah, boom, lo zio. Boom, no, penso che non serva. For Kobe. Allora, organizza scaffale. Prendi lo scaffale sul pavimento. Quindi mettiamo la mano. Prendiamo questo. Ok, allora, e lo mettiamo qua. A posto, abbiamo messo lo scaffale per Sì. mettere giù. Allora, ordina la tua prima partita. Ah no, il computer è là, zio, dobbiamo andare all'altro. Questo è il registratore di cassa. Ah, sì, aspetta, stavo girato con non l'avevo visto Non è proprio molto l'altro dietro. normale, infatti, questa cosa, Allora, però, vabbè. memorizza. Allora, che giochi compriamo? Allora, vediamo i giochi disponibili. È già da qua. Among Us. Car for sale. Ok, va bene. Among Us. Prego, Regan, Among date Us. un'occhiata. Among Us. Comunque, questo è il futuro, che un gioco costa $264. Sembra... Sì, Ah, siamo vabbè, lì. è una confezione da 12. Questi sono i pacchi grossi per noi venditori. 264. Fammi vedere. Gran Chief Avocado, Se ho un calcolo Cyberpunk, intelligente. Dark Souls, The Washer, Sec Hero, Elden Bling, Oddio. Breadborn, Red Bread Consumption, Dicefield Cyberprank, 1095, Frank Matano. Sitman 5, Sì. Baldur's Grape, Fifafa 52, Counterfeit Strike, Doomed, Half Snooze, Halo Infinite, The Sims 4. The Shimsa. C'è una A alla fine, non l'ho visto. Senta una A quella dopo. Ah no, sarebbe un 4 già Mox. Ah, ok. Allora, coste così nel gioco già si presenta bene, noi ne abbiamo visto queste cose e tante risate, va bene. Abbiamo 700, compriamo questi, compriamo, ok. Quindi cos'altro dobbiamo fare? Oh, il camion, lo zio. Già le consegne. Allora, io per il negozio sto cercando di fare le consegne veloci, così veloci non ci riesco però, no, è impossibile, abbiamo ordinato 2 minuti fa. Vabbè. Grazie. Allora, ordine CD sullo scaffale a muro, metti tutti i giochi sullo scaffale, quindi noi andiamo qua. Open close con E. Ok. Vai! Ok, abbiamo messo tutti i giochi, Abbiamo imposta messo il prezzo. 12 copie, sì. Allora, questo a fanculo. Imposta il prezzo utilizzando il cartellino del prezzo sullo scaffale. Questo qua. Quindi andiamo qua e possiamo decidere il prezzo da mettere. Allora, prezzo di mercato. Il prezzo di mercato è 25. Ti fa guadagnare $3, giustamente, che 22 a pezzo. Allora, partiamo col prezzo di mercato. Magari costassero $22 i giochi. Sarebbe un attimo un bel posto. 25,3. Vai al PC e cambia il nome del negozio. Ecco qua. Allora, ci siamo. A noi queste cose non ce le devono dare. Cambia, no? Immagina andare in un negozio di giochi con un solo gioco. Regan a piccoli passi, amico mio. Adesso c'è il problema. Noi perché Kung Fu Master lì l'abbiamo finito, sono state aggiunte gioco, ma come verranno aggiunte cose nuove lo riprendiamo. Noi questi sono i giochi che vogliamo portare, quindi questo qua già che parte così, già si compra quando esce questo. Questo quando esce, vediamo che ci sono un casino di cose da fare che non hai visto niente, credimi. Allora, come lo chiamiamo? Allora, ragioniamo. Io però una cosa la voglio vedere. Ok, va bene sull'insegna così. Però secondo me ci sta a portare il marchio avanti. Sì. Però io ti suggerirei, vadi, in onore della buona giornata di oggi, sì, non sarà Protolo, ok, sarà Sgrodolo. Sono pienamente quindi d'accordo. Sarà Sgrodol Stop. Lo stop dello Sgrodol. Di che colore lo facciamo? Regan, scegli il colore. Vai. Possiamo aumentare lo spazio. Infatti lo farei bello, bello evidente, oggi la Ecco gente qua. deve vederci. Ecco qua. Allora. Però oggi mi devi togliere la S dopo Sgrodol, perché è ridondante Sgrodol Stop. Rosa ci sta. Rosa. Ok.
Questa tonalità qua. Sì, un po' sì, tramonto all'alba, sì. Applica modifica. 10 $10. dollari. Regen va bene così secondo te? Apprezzi? Non troppo forte né troppo... C'è il buffering. È perfetto. Signori, Allora, posso anche dare ufficialmente la buona notizia. Finalmente l'accordo con il mio provider di internet è stato raggiunto. Il giorno 18 verranno per l'ampliamento della linea. Quindi, appena possibile, mi sistemo, cercherò di capire anche come ridurre il lag se non succede già in automatico. Ma avrò un aumento di banda da 1 a 10. Quindi magari riusciamo a sistemare anche per il problema del lag. Dottor V, buonasera dottor V. Questo non possiamo... Questi non lo possiamo. Ah no, vabbè, Aprire facciamo a il step, negozio. così si bugga, Dottor V, ho aperto il negozio, ma non ancora quello. Al momento ne abbiamo aperto un altro. Ci siamo. Facciamo aperti. Salve. Signori, siamo aperti. Oggi è il primo giorno del tuo negozio. Il motivo per cui hai pochi clienti è la tua scarsa popolarità. Un buon servizio ti renderà popolare. Signori, abbiamo macchine. Ma lo posso usare come tutorial per quello che sto facendo? Per prendere qualche spunto? Diciamo tu sei un po' più efficiente di questo al momento. Allora. Salve. Oh, aspetta. No, perché aspetta. questo togli la merda dalla terra pure tu. No, non si toglie questo. Aspetta. Come si toglie? Con le mani. Via, che arrivano i clienti. Butta qua dentro. No, in realtà, Regen, siamo in Giappone, mi sa, perché sono scritte giapponesi, mi sembrano quelle. Sono kanji, no? Sì. Qui sono kanji. Siamo in Giappone. Ragazzi, è vero che... Giovane, vieni a comprare un Giappone. Oh, ecco, aspetta. Salve. Allora, abbiamo un vasto assortimento. Già è venuto con la borsa sola, vabbè. Salve, allora. 2 copie Compra 2 copie. Va bene. Come funziona la cassa adesso? Allora. Prova ad aprire. Ok, devo premere in ordine da sinistra verso destra. Ok. Pagamento. Lui prende soldol. Ci ha dato 50. Ci ha dato 100. Deve avere 49. Devi dare pure il resto, Jammox. E ti do anche 4. Sbagliato. Prendi tutto. Fatto. Grazie, arrivederci. Non prende resto? Mi scusi? Prende la busta? No. Ok, devo premere la barra spaziale. Va bene, scusa, abbiamo sbagliato a dare il resto. Allora, grazie, sono 49. Ha chiesto il signor Johnny, ma il parco Eden è chiuso? Allora, non ho notizie dall'anno scorso dove sapevo che non aveva aperto. Ti dico la verità. Per quest'anno, non essendomi ancora mosso in qualche modo, non ho avuto proprio nessun tipo di notizia. Sì, comunque Regen vanno tutti a 2 copie del gioco. Magari hanno un fidanzato, un amico. Aveva scritto anche Regen, Francescone Primo Oriente. Forse era lui. Quello viene a rubarsi i titoli, però. Però sono curioso pure io di sta cosa. Ma mi hai fatto venire curiosità pure a me. Ma la signora è entrata un'altra volta, si è buggata e riuscita. Signorina? Allora. Salve ragazzi. Salve. Allora, però aspetta, io mentre lui è qui e noi stiamo prendendo dei soldi... Aspettiamolo che te lo dice il gioco, va a finire, e poi si bugga qualcosa, così. Ok. Tanto ce lo dirà lui quando abbiamo finito Allora, tutti gli articoli. Scusi, le ne compro uno. Saltato in faccia così, salve, ok. Grazie. Ehi! No! Si è fottuto! Tacci di tua sorella! Dove sta? Eccolo, pezzo di merda! Ma come lo picchiamo, lo zio? Nel video c'era la mazza. Ma noi non ce l'abbiamo la mazza. Come ce l'abbiamo la mazza? Aspetta un attimo. Ma è scomparso, lo zio? No, che è scomparso? Aspetta un attimino, vieni qua. Vieni qua. Dai, lo zio. Vieni qua. Fa mucca a mamma, che stronzo. Ecco qua, a posto. Ok, e questo succede al GameStop quando ve ne scappate senza pagare. Ecco qua, allora, mortacci tu.
Sì, arriviamo, un Allora, secondo. ragazzi, un attimo, c'è stato un piccolo furtarello, Allora, devi dicevamo, avere lei deve avere 74 di il resto. resto, quindi vediamo così. E poi 7 centesimi, via. Prego, Arrivederci. grazie mille. 2 Grazie copie, a lei. Stato, dacci i soldi. Perfetto. Grazie, a Oh, ti stai a posto. pigliare la mano, Prego, prego. 74. Qua, ma fanno tutto che 100 euro, va avanti. Oh. Vabbè, penso che il cambio sia infinito. Ok, a posto. Ti ho detto, faccio esercitazioni per il futuro. Meno male che abbiamo messo i pagamenti automatici e queste cose non le dobbiamo fare. Infatti, secondo me, tipo il POS, a un certo punto queste cose ci saranno. Allora, vediamo un attimo. La Al giornata momento sta andando. andando bene. Oh, sente, Signorina, io così, Regen, tu Ok. farai questo, farai. Allora, salve. Stai là con la mazza? No, hanno censurato Regen, così. No, che Aspetta, paghiamo qua che cosa hai e mettiamo combinato pausa. adesso? Prego. Allora, aspetta un attimo, vediamo cosa ha combinato. Perché hanno censurato Regen? No, ha mandato qualcosa che Forse non uno riusciamo a sticker o vedere, qualcosa sì. che non possiamo vedere, sì. Sì. Allora, giornata finita. Sono le 5:12. Allora, abbiamo fatto tante vendite e abbiamo finito i titoli disponibili. Facciamo passare la giornata. Non sto capendo, Aspettiamo un attimo. no, Signorina, sì, non abbiamo abbiamo i finito tutto. giochi. Signorina, non abbiamo i Devi giochi. mettere chiuso, lo zio, devi Signorina, io chiudo il negozio perché, sì, ci scusi, abbiamo venduto tantissimo, Capita. Adesso mettiamo anche altre cose, un attimo. Ah, così, no? Ah, ok, perfetto. Vai da rotto e dormi, Ok, zio. allora. Facciamo la giornata scriptata e poi ci muoviamo da noi. Allora, posso dirti come prima occhiata, primo giorno, pochi bug grossi, pochi problemi. Sembra normale. Sembra fatto carino proprio. Non dimenticare di chiudere il la negozio, porta. lo zio, il negozio. Aspetta. Però ce lo potevi ricordare là, così. Allora, Vero, zio, ci abbiamo ricordato sti fatti. chiudi le porte. Ok, a posto. Luce lasciamo accesa. Sì. Tanto paga lo Stato. Che ci sono altri negozi e altre cose. Allora, rapporto giornaliero, totali clienti 7, cliente che non riesce a trovare i prodotti 0, cliente che pensa che il prodotto sia costoso, quello del giocatore 2, popolarità È vero, 40%. che nel camper di Ben 10. Allora, sono stati sbloccati nuovi prodotti nel mercato, controllo i nuovi prodotti sbloccati utilizzando il computer del tuo ufficio, puoi controllare nel calendario cosa è stato sbloccato nei giorni. Se guardi bene, Regen, c'è Ben che si sta inchiappettando la cugina. Poi allora, lo zio, bisogna prendere un pacco di questo e un pacco di questo. E uno di questi. Comprare. Shit. Perché così tanto? Ah, aspetta, perché si è messo uno di quelli di prima, aspetta. 1 ed 1 e ce la facciamo. Ok. Possiamo anche vendere le console. Lo sapevo, Possiamo vendere le console e i pad per le console. Già la consiglio. Sì, quello è istantaneo. Allora, ragazzi, momento. I pack sono i nostri, Ok, lancia il pacco dentro, lo zio, e prendi l'altro. Ok, buttiamo. Ok, così non ce l'abbiamo tra le palle. Arriviamo, signori, un momento. Ragazzi, un attimo soltanto, sono arrivati adesso gli articoli. Allora, questo lo mettiamo in basso. Ok. Prego. Aspetta, finire. Signorini, mettiamo la mazza pure, lo zio. Questi signori scappano. e signori, prego, potete entrare. A posto. Abbiamo doppio vasto assortimento oggi. Ok. Sì, lei è un villano, vero? A posto. Grazie. 49 e 4 di resto. Perfetto. Grazie. Salve. Quindi giocano tutti al gioco d'auto. Va bene. Anche dei 49 qua. Però devi buttare tutto con la tripla per... È vero, raga, il prossimo pacco lo buttiamo Avanti un altro. col punto da 3. Non ti preoccupare. Vediamo un po' nel computer cos'altro possiamo fare però nel frattempo. Aspetta. Calendario è il calendario delle uscite. Ok, più vanno avanti i giorni, più... Bello sto fatto, si sbloccano a giorni, quindi. Giustamente le date di uscite dei vari prodotti. Quindi la demo durerà tutti questi giorni qui, quindi possiamo un attimino sperimentare e vedere un attimino. Vabbè.
siamo anche in orario, quindi altri 10 minuti riusciamo a farceli, Sì, poi lo continuiamo facciamo nei un po'. prossimi giorni. Tanto comunque la demo. Sì. Allora, sempre 49. Sì. Grazie, arrivederci. Dove? Ok. Io nel dubbio tiro fuori la mazza. Poi se succede qualcosa la uso, altrimenti la rimetto a posto. Che sta stronza oggi. Ok. Che già prima ci hanno un attimino fregato sotto agli occhi. Grazie. 74. 7. Grazie. Arrivederci. Tante care cose. Allora, noi non dobbiamo lavare, non dobbiamo pulire perché è tutto a posto. Questi qua li lasciamo anche se sono vecchi. Possiamo scegliere il colore. No, che non abbiamo la pittura. Va bene, quindi dobbiamo comprarci le cose noi. Allora, qui poi c'è online order lavoratore per comprare. Poi lo sarà l'altro Reagan, il personale. primo lavoratore. Abbiamo iniziato decorazione. Ah, così già C'è anche il tavolino. Compra una pittura, Lozzi, che colore lo facciamo dentro? Blu. Penso uno basti però, Lozzi. Prendiamo uno blu e uno rosso. I clienti aspetteranno un attimo. No, dietro. Reagan, Zona di gioco possiamo mettere anche un paio di cose e comprare i pezzi di ricambio per fare cose. Le buste gliele diamo noi in modalità iperveloce, tu non lo vedi, ma noi gliele diamo all'entrata. Ok, prendiamo queste cosine qua. Oh, ci scusi. Salve, stiamo facendo compere per il negozio. Allora, un attimo. Vederci, 2 copie. 54. Arrivederci. A posto. Un attimo che devo andare a prendere la roba che è arrivata. Allora, questo è il tavolino. E il tavolino mettiamo qua nell'angolo. E questo lo mettiamo qua. Sì, un momento, signorina, facciamo subito. Signorina, solo un attimo, Ok. Allora, questo lo lasciamo qua. Quest'altro sembra sempre che cade. Sì. Allora, prego. Sì, ci scusi, eccoci. 74. Signorina, no, ha sbagliato strada, è di là che si esce. Allora, a sto punto. Ma tutti mo venite. Beh. Aspettiamo la fine della giornata. No, non ci corri. Prendi mazza. Aspetta un attimo. Vieni qua, bottana. Aspetta un attimo. Sì, corri. Ecco qua. No, uno con i soldi precisi mai, Reagan. Tutti quanti $100 girano qua. Ma poi stiamo in Giappone e pagano coi dollari, pure interessante. Ma forse non è il Giappone. Ma stanno cartelli dappertutto. Lo so, però pagano in dollari, capisci? Ma c'è un problema di base. Ho capito. Questo lo mettiamo sotto. Questa è la... Allora, aspetta, Giamma. Questa è la versione rubata. Questa costa $10 in meno. Ah, ok. Così. Va bene. Allora. Oh, lui vuole Among Us. Prego. 77. Ci serve un cazzo di dipendente al più presto. Prego. Ma poi le regalano tutte queste cose, è quello che non riesco un attimo a capire. Ok, l'importante è che abbiamo sempre i soldi per dare il resto. Allora, andiamo a fare un po' di sistemazione qui nel locale. Fortunatamente si fa abbastanza velocemente. Ok, allora oggi chiudi il negozio. Voleva la play? Signorina, non un ce attimo. Allora, chiudiamo un attimo e facciamoci le cose nostre. Allora, vediamo un attimo se possiamo ordinare qualcosa. La console sta a 2,80. Sì, vendiamola. Vai. Facciamo una sola, sì. Vai. Allora, tanto mo ce la consegnano.
Ma c'è il deposito qua dietro per caso? Cioè, ne sta diventando Rain Man. Va bene, allora. Sì, così che la DHL sta cadendo. Ecco qua. Allora, 155 euro. giustamente ce ne sono 2 in ogni confezione. Aspetta, devi lanciarlo, lo zio ha detto rega. Devi fare il lancio. Tiro da 3 per Kobe. Più basso, prima, esatto, dritto dritto. Kobe! Ah no, questo pesa di più. Pesante, aspetta, questo è più pesante. Kobe! Fatto. Allora, costo medio 140, prezzo di mercato 155. Tendo prezzo di mercato, lui ce lo mette così. Arrotonda 16. Il profitto era 15,60 centesimi, arrotondiamo a 16, così. Dai, iniziamo a fare qualcosa in più. No, For non Kobe. posso mettere un prezzo, io devo giocare soltanto con i pulsanti qui. Se fai prezzo di mercato il rotondo te lo metti. Fai rotondo? 16. A posto così? Io farei così. Ok. Adesso 15,60 è inutile, facciamo sì. Allora, andiamo a dormire, vediamo solo di fare l'ultima giornata e poi stacchiamo. Devi chiudere il negozio. Tu si fa così, la vita è un problema, Ho capito. Mettere la casa là dietro. E sta qua, abiti di fronte al negozio. No, ma sono troppi passi, già. Ho capito. Totale vendite 3,65. Ok. Ne siamo un po' poveri. Allora, altro giorno. Soldi non ne abbiamo, però abbiamo le play da vendere, quindi a sto punto. Signorina, prego. Nel frattempo, mettiamo pure un pochettino di rosso. Aspetta, guarda a questi in occhio a questa. No, tanto solo gli incappucciati dovrebbero essere i ladri. Ok, finito un titolo. Grazie. Dai, compra pure la play. Fatecene vendere almeno uno, così per sfizio. Sta fallendo esattamente come GameStop, molto fedele. Aspetta, dato di più. Ho sbagliato. Allora. No, in realtà stiamo andando bene, che stiamo giustamente investendo. Questo è un attimo un problema. Questo va aggiustato. Ah no, ok, grande. Allora, facciamo così. Vabbè. Signori, un attimo, attente ai barattoli a terra. Ha comprato la PlayStation, la signora. La PlayStation. Brava signora, ottimo acquisto. C'entra tutto lì dentro? Tutto. Abbiamo delle buste ottime, signora. 44. Grazie mille. Però la parete dietro di te, allora, lo zio, deve essere blu. Perché no, tutto rosso. Tanto qua possiamo anche prendere un pad in una confezione da 6. Allora, un pad prendiamoli. Non ce la fai che sorte. Non ce la facciamo, iniziamo a prendere i pad. Car for sale è finito. Wow, questo è addirittura 3 giochi, bro. Pesante, sì, non è un ragazzo? Non lo so. Ok, avevo visto male, non è un ragazzo. È una tossico, sicuramente è tossico. 23 centesimi. Stai a fare la stanza di Squid Game, dice Reagan, o la cameretta di un tifoso effettivamente sì. Allora, vediamo un attimino di fare blu qua dietro. Perfetto, a posto. Salve. 2 copie di Among Us. Prego. Allora, la consegna è stata effettuata. Poi voglio capire se le persone che puoi prendere a lavorare con te, che ruoli mi puoi dare quant'altro. Serve altro tavolo o altro stance. No, mi pare c'era proprio il pad, il tavolo per i pad. Aspetta, vediamo subito. Allora, 77. Allora, decorazioni. Qui.
Gli Sì. shelf. Ok, compra uno. Ho capito, un No, ma momento. sono lì a terra, dobbiamo un attimo montare questo. Vabbè, Fai la battuta montare mobile per piacere? montare mobile? Ecco, Ah, avere bisogno di montatura mobile. ecco, Montare grazie. anche il mio culo, già che c'è. No, fidanzato, no. Allora, Sì, mi spiace, ma no, mo ci sta, te la ci meriti, sta, mo ci te sta. la meriti. Però hai capito? Va Ho bene, fatto. va bene, va bene, Ah, va bene. comincia! No, quello è meglio di no. No, no. Innanzi capito perché il cartone non si cartona. Abbiamo finito le PlayStation. No, Certo che le PlayStation vanno via come il pane, No, più che altro nessuno teneva una PlayStation in sta Va città. bene. Tutti compravano i giochi, ma nessuno aveva la Comunque console. è Giappone, no? Se riguardi sono tutti asiatici. Sì. Non so No, è perché hanno messo il Corea, dollaro. ma Ma non c'è non... il dollaro in Corea. Allora, non abbiamo più un castle. No, abbiamo finito tutto, così non ci abbiamo anche i soldi. No, i soldi ce li abbiamo. E Aspetta. possiamo comprare una cosa, così. Scegli tu poco che cosa. 2,64, 2,79. Allora, c'ha un voto feta di Quello 100. stavo vedendo, sì. Feta 100 questo gioco. Feta 100, sì. Allora, Per chi non lo così. sapesse, feta in napoletano a noi dice che fieta è la puzza. Sì. Ah, Capito? Però si possono rompere se li gettate così. consegna proprio come Amazon. Molto costoso. Senti, Marco! senti. Ecco, appunto. Ma è già uscita la DS6. Sì, è tramite un amico, un fornitore, siamo riusciti a trovarla un attimo così in anticipo. Ci sono anche altre console e cose che possiamo poi in futuro vendere. Allora, qui nella demo ci sono solo i pad colorati, i DualStation di varie colorazioni, ma penso che poi nella versione finale usciranno anche altre tipologie di console. A voglia. Allora, possiamo andare a dormire, chiudiamo il negozio. I pad ce li abbiamo tutti. Ah, il prezzo qui dobbiamo mettere. Qual è il prezzo di mercato? Ah, non l'avevamo settato. Così arrotonda. 7,83. No, è sovrapprezzato di $5, così è troppo. 31,83. No, così guarda. No. 0,48 centesimi. No, è per forza così. Sarebbe meglio una cosa intermedia, secondo me, ma purtroppo... vai. Dai, va bene, almeno ce la possiamo gestire così. Ok, li mette per gli stessi. Chiudi la porta. Chiudi porta. Qua. Ok, andiamo a salvare e switchiamo con l'altro titolo. Si continua con il doppiatore di Astarion e Sam Lake. Sì, sì. Un crossover incredibile. Allora, tu ti diamo qualche altra occhiata perché l'hai meritata? Assolutamente sì. Gioco salvato, perfetto. Allora, guarda, aggiunge anche alla lista dei desideri. Io già credo di averlo fatto esattamente. La prova ha confermato il tutto. C'è come data di rilascio un generico 2025. Quindi quando uscirà, questo vediamo in qualche modo di portarlo. Allora, dateci giusto 5 minuti che cambio il titolo e tutto e ripartiamo. Aspettaci in chat, Regen, torniamo subito.